Casetta indipendente disposta su 2 livelli con 3 camere da letto e scoperto privato. Ci troviamo a Campolongo Maggiore e oggi vi proponiamo in vendita una casetta accostata, libera su 3 lati, situata in fondo ad una stradina chiusa, confinante solamente con un'altra porzione, costruita negli anni 60 e mantenuta nel corso degli anni. Cancelletto pedonale indipendente e qui vi faccio vedere subito lo scoperto privato. Andiamo di qua. Qui volendo potete entrare con la macchina e parcheggiare un'auto qui, altrimenti dalla parte opposta c'è il garage che dopo vediamo. Poi vi faccio vedere un po' i confini. Dietro c'è un campo agricolo per cui è tranquillo, non avete nessuno. L'unico confinante è il vicino della casa a fianco. Entriamo. Classico corridoio centrale anni 60, per cui allora qui abbiamo un salottino e qua invece abbiamo una zona ripostiglio e poi subito dopo un bagno finestrato. Per quanto concerne la cucina dobbiamo attraversare questo corridoio dove c'è anche la scala che poi ci conduce al piano superiore e arriviamo qui. In sostanza questa è una sala da pranzo con il classico cucinotto di una volta. Allora qui c'è da dire che questa è una termostufa a legna per cui il gas non c'è, quindi o si usa ancora questo sistema con il suo bollitore qui sopra, quindi questo per il riscaldamento durante il periodo invernale, oppure magari si può eliminare completamente e inserire una pompa di calore. La cucina riporta in pratica sulla parte laterale dove c'è questa veranda che si divide in 2 parti, quindi questa che è completamente chiusa, l'altra dalla parte opposta che si accede da qua. Si potrebbe anche, siccome è accatastato, buttare giù e creare un'unica magari veranda grande, un'unica tettoia dove mangiare fuori. Poi qui avete uno scaldabagno che invece serve per l'acqua durante il periodo estivo e poi vi faccio vedere il piano superiore dove troviamo le camere. Scala in legno e anche qui corridoio dall'accesso alle stanze. Ci sono 2 camere matrimoniali, questa è quella più grande, metrature di una volta. Una cameretta singola che è questa, per un eventuale bambino è comoda. Aria condizionata qua sopra, tra l'altro ho notato che c'era uno split anche giù in cucina. Bagno, secondo bagno, qui è stata cambiata anche la finestra, è l'unica finestra che vedo che è stata sostituita, mentre leggermente sfalsato, quindi andando su di 2-3 gradini, troviamo la terza camera, che è sempre comunque matrimoniale anche questa. Sempre nel corridoio del piano superiore troviamo anche la bottola che dà l'accesso alla soffitta, dove volendo ci si sta anche in piedi, comunque un locale che è stato isolato dall'attuale proprietario, per cui insomma è già a posto. Per quanto concerne il tetto è corrispondente all'età dell'immobile, però è stato ripassato. C'è la guaina, è stato ripassato, per cui non dovrebbe avere problemi. Ecco, prima di arrivare al garage vi dico anche questa cosa: la stradina è una servitù di passaggio perché appunto in fondo c'è il campo, passano 2 volte all'anno per cui non c'è via vai, insomma, però c'è da dire che c'è una servitù di passaggio qui. E poi abbiamo il garage. Dove, ovviamente loro la macchina non ce la mettono dentro, però ognuno si organizza poi come meglio preferisce, e in fondo qui c'è lo spazio magari per una cantina. Si scende leggermente, si vede poco, ma comunque è uno spazio che si può sfruttare anche quello. Riassumendo, ci troviamo a Campolongo Maggiore, vi proponiamo in vendita una casetta accostata disposta su 2 livelli con 3 camere da letto. Per quanto riguarda l'età dell'immobile, è stata costruita negli anni 60 e poi è sempre stata fatta manutenzione nel corso degli anni. Il prezzo richiesto è di 168.000 euro e per maggiori informazioni ci potete contattare in agenzia.